Con il più classico dei risultati 2-0, la Profavara batte il Casteldaccia e mantiene saldo il terzo posto nella classifica del campionato di eccellenza Girone A. Un gol per tempo dell'ottimo Calagna che unitamente a tutti i compagni ha ben interpretato le direttive date dall'eccellente mister Gaetano Catalano, che si dimostra ogni domenica uno dei migliori allenatori del campionato. Il Casteldaccia ha fatto la sua bella partita, una buona prestazione, ma nulla ha potuto contro l'Armata Profavara, che anche se priva di Marino e De Luca fuori per squalifica e Lupo per infortunio, ha disputato una partita da manuale, non sbagliando niente e ricevendo applausi a scena aperta dal numeroso pubblico che ogni domenica la segue, anche in trasferta. La Profavara va in vantaggio al 25esimo con un gol di Calagna al termine di una serie di tiri respinti dalla difesa ospite e poi infine batte l'incolpevole di Paola. Il raddoppio nella ripresa al 73esimo, ancora con Calagna, bravo a concludere a rete un'azione personale della Piana che ha percorso 80 metri di campo seminando uno dopo l'altro gli avversari prima di servire il compagno. Il Casteldaccia solo in un'occasione si è reso veramente pericoloso, mentre i favaresi avrebbero potuto andare anche oltre il 2-0. Ma sentiamo i protagonisti della gara. Credo che oggi abbiamo incontrato una squadra ben organizzata, ben messa in campo, una squadra che viene da risultati positivi. Credo che sono stati bravi oggi i ragazzi a fare la partita come l'avevamo preparato. Sapevamo che potevamo trovare delle difficoltà e invece siamo stati bravi a sviluppare il nostro gioco, abbiamo trovato il gol, abbiamo chiuso la partita col 2-0, anche se secondo me potevamo sfruttare altre situazioni durante l'arco dei 90 minuti. Credo che abbiamo rischiato quasi nulla e questa è la cosa importante. Quindi sono abbastanza soddisfatto di quello che stiamo facendo e sono contento. Bisogna continuare a lavorare, ancora mancano diverse partite e quindi pensiamo alla prossima. Ogni domenica si trova un ottimo uomo gol, si trova un ottimo rifinitore e come al solito una eccezionale difesa. Ho un bel gruppo, devo dire la verità, sono ragazzi che lavorano tanto durante la settimana, che si applicano, che si aiutano, anche in mezzo alle difficoltà riusciamo sempre a tirare qualcosa di positivo. È successo domenica con la Nissa, è successo anche oggi, quindi un plauso a loro. Ogni partita c'è un eccezionale uomo gol. Tu con il Casteldaccia sei stato doppio uomo gol ma anche uomo di manovra. Una bella soddisfazione. Sì, è una soddisfazione unica, però merito di tutta la squadra, ci servivano i 3 punti e quindi sono contento, prima per la squadra e poi per me. È stata una bella partita, giocata a viso aperto, ce l'avete messo tutta e avete anche vinto bene. Ma lavoriamo tanto la settimana per questo, quindi poi raccogliamo i frutti e fortunatamente oggi abbiamo vinto e già pensiamo a domenica prossima. È una grande responsabilità segnare 2 gol, poi nelle altre partite vorranno gli altri. Ma ben vengano. È stata una partita comunque dura, maschia. Siamo stati bravi, anche se comunque, come dice lei, appunto, potevamo chiuderla molto prima, ma come nel calcio per fortuna ci sono anche gli avversari in campo, quindi ci rendono la vita un poco più difficile e niente, siamo stati bravi, è il secondo risultato consecutivo e noi insieme al mister che appunto cerchiamo di costruire sempre questa mentalità vincente e pensiamo di fare il meglio partita dopo partita, quindi noi viviamo alla giornata, ogni domenica è una storia a sé. La storia della partita è stata quella che avevate preventivato prima? Sì, assolutamente, dico, il Casteldaccia lo conoscevamo, l'abbiamo studiato pure durante la settimana, è una signora squadra, una squadra di categoria, è molto forte, quindi abbiamo fatto noi la nostra partita, siamo scesi in campo appunto determinati, agguerriti e siamo stati molto bravi. Una partita da manuale, giocata bene, con grinta, con forza, forse si poteva anche chiudere prima, però un gol per tempo con il classico 2-0 ha dimostrato ancora che la Profavara c'è. È una squadra che continua a crescere anche sul piano del gioco, oggi sono stati ottimi fraseggi a centrocampo, la palla girava, quando i ragazzi fanno quello che il mister gli dice, insomma diventa una squadra
tosta, una squadra difficile da passare e da vincere, perché è una squadra che ha preso consapevolezza delle proprie forze, quindi abbiamo giocato bene oggi. Quello che avevate preventivato è successo in campo? Sì, diciamo che noi seguiamo la squadra durante la settimana negli allenamenti e per quello che fanno i ragazzi, per come si impegnano, meritano queste vittorie, perché è una squadra che lavora, fa dei sacrifici.